In un duro post su Facebook, lo sdegno e la denuncia di un padre che pochi mesi fa ha perso la figlia e ora vede la sua tomba violata. Gino Zanola, papà di Giada, la 33enne gettata dal cavalcavia di Vigonza a fine maggio, si è sfogato sui social dopo che qualcuno ha rubato i fiori dalla tomba della giovane mamma, sepolta nel cimitero di Folzano a Brescia, suo paese d'origine. Un gesto vile, vigliacco, a coloro che si divertono a prendere i fiori dalla tomba di mia figlia Giada. Spero che questi servano presto ad ornare la propria tomba, ha scritto Gino Zanola, che nei giorni precedenti, invece, sempre sui social, aveva ringraziato la comunità di Vigonza e tutti coloro che hanno posato fiori e peluche nel luogo in cui Giada è stata uccisa, accostando alla giovane anche la foto di Vanessa Ballan, 26enne di Riese, Pio X, anche lei vittima di femminicidio. Per l'omicidio di Giada Zanola si trova in carcere il compagno Andrea Favero, da cui la giovane mamma si stava separando e che è accusato di averla stordita con dei farmaci e poi fatta cadere dal cavalcavia a pochi metri dalla loro abitazione di Vigonza.